Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Focus TG, ore 12 in punto di giovedì 9 luglio e un'altra giornata, un altro appuntamento da trascorrere insieme, un'ora e mezzo fino alle 13:30, la cronaca, quello che sta accadendo a nord-est, quello che è accaduto nelle ultime ore. Insomma, purtroppo spesso dobbiamo aprire con la cronaca nera e in effetti sono molte le notizie che arrivano in queste ore dal nostro nord-est. Adesso un po' alla volta andremo a scoprirle tutte e naturalmente l'invito è quello di rimanere con noi, oppure se avete dell'altro da fare muovetevi per casa, poi lasciando la televisione accesa vi avvicinate quando sentite che magari c'è una notizia che vi interessa. Noi andremo anche molto fuori dallo studio grazie ai nostri colleghi che si stanno spostando sul territorio, insomma, che ci racconteranno proprio in diretta quello che accade nelle nostre città. Quindi proprio per questo andremo a Treviso, a Venezia, ma andremo anche a Padova, insomma tutto tra poco. Intanto iniziamo questa nostra puntata di Focus TG parlando proprio di cronaca con quello che è accaduto nelle scorse ore. Infatti parliamo dei Colli Euganei, parliamo per la precisione di Feriole, che è una frazione di Teolo, quindi siamo proprio sui Colli Euganei, ai piedi dei Colli Euganei, e lì un 45enne ha sorpreso i ladri mentre cercavano di rubargli la moto in giardino. C'è stata una colluttazione, la vittima è finita anche in ospedale ad Abano Terme con contusioni e ferite, mentre i due malviventi sono stati messi in fuga. Dopo il primo pugno che io ho sferrato, uno dei due ha tirato fuori dalla tasca un coltello e ha tentato di accoltellarmi per 3 volte. 2 volte è andato a segno, per modo di dire, perché ho dei piccoli segni sulle braccia, e al terzo, e mi dispiace perché sono cose che non dovrebbero succedere, ma sono riuscito a schivarlo, girargli il braccio e usare il suo coltello e metterglielo nella pancia. Diego Gusella voleva solo andare a fare una passeggiata per andare a mangiare un gelato quando intorno alle 22:30 si è trovato faccia a faccia con 2 malviventi che stavano cercando di rubargli la moto dalla sua abitazione di via Euganea a Feriole di Teolo. Mentre uno teneva aperto il cancello, l'altro aveva già tolto il cavalletto del motociclo pronto per scappare. Quando il 45enne ha visto la scena non ci ha più visto e ha cercato subito di bloccarli. Il suo passato da pugile professionista per 7 anni l'ha aiutato nel difendersi nella violenta aggressione. Io ho cominciato lo scontro perché volevo difendere la mia proprietà, perché credo che sia giusto difendere la propria proprietà, e non ci ho pensato 2 volte, subito a aggredirli. Quando ho visto che io avevo la meglio tra i due, ho tentato di andare alla porta per aprire il mio cane. Noi abbiamo un Rottweiler di 7 anni ben addestrato e il mio scopo era quello di aprirlo, perché volevo che lui li fermasse finché arrivava le forze dell'ordine. Non ce l'ho fatta perché purtroppo sono diventato cardiopatico e non mi sono rette più le gambe e mi sono trovato inginocchiato a terra. Quando mi sono rialzato non c'erano più. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del SUAM 118, allertati dai vicini preoccupati per il cuore del 45enne cardiopatico. Fortunatamente però Diego se l'ha cavata con qualche graffio, contusioni e la perdita di un dente. Secondo la sua ricostruzione i 2 malviventi hanno agito a volto scoperto. Dalla descrizione si tratterebbe di 2 giovani ragazzi di origine araba. Saranno ora le indagini dei carabinieri di Teolo insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile di Abano Terme a risalire l'identità dei 2 aggressori che sono riusciti a scappare facendo perdere le loro tracce. La compagna Giorgia, impegnata in un concerto nel momento dell'aggressione, racconta di un furgone sospetto piazzato nei pressi della casa nei giorni precedenti. Io mi ero accorta uscendo, attraversando la strada, che dall'altra parte c'era un furgone bianco con 2 ragazzi dentro, però ci fai e non ci fai caso perché comunque non stai lì a pensare magari sono qua che mi tendono casa per venire a rubare. Dopo io appunto sono andata via perché dovevo andare via e dopo ho scoperto il tutto a fatti già fatti. Un episodio che non la fa più vivere tranquilla. Adesso rimane la paura. È molta, parecchia, perché comunque a me capita delle volte di stare a casa da sola e cioè cosa fai? Vai fuori in giardino con l'ansia di trovarti qualcuno qua. Io non ho paura, ho paura per la mia famiglia, non per me. Mi auguro che non succeda più e che non deve succedere più e auguro che non succeda a nessuno. Questo è accaduto dunque sui Colli Euganei. Rimaniamo sempre nel Padovano, ma andiamo in città adesso perché ci colleghiamo
con la nostra Marta Zatta, che insieme a Federico Cibotto è nella zona del Portello in via Belzoni, dove insomma sappiamo che spesso la sera fino a tardi ci sono i giovani che festeggiano, e fin qui non c'è nulla di male, ci mancherebbe altro, anzi c'è una convivenza magari un po' difficile con i residenti, ma insomma c'è tutta la volontà, immagino, di convivere pacificamente. I residenti però sono esasperati perché oltre a questo si aggiungono spesso episodi di violenza, soprattutto tra spacciatori, e questo evidentemente non va più bene. E quindi sentiamo da Marta cosa è successo nelle ultime ore, qual è la situazione, e un po' facci il punto. Grazie Marta, a te la linea, a te e a Federico. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, dicevi bene, noi ci troviamo in questo momento in via Belzoni, all'altezza della banca, dove negli scorsi giorni è avvenuta l'ennesima rissa tra presunti spacciatori di origine nordafricana. Lo vedete anche dalle immagini, la riprese proprio dai residenti di questi palazzi che parlando proprio anche prima si dicono esausti, stanchi di questa situazione, non si sentono veramente più tranquilli, almeno nel passeggiare in questo tratto di strada. Ci troviamo proprio nel centro cittadino. Quello di lunedì non è però un caso isolato. In quel frangente un uomo è stato trasportato in ospedale a causa delle ferite riportate nella violenta rissa. Le basi insomma sono quelle appunto dello spaccio per contendersi questa zona appunto di Padova. Lo dicevo, però non è appunto un caso isolato. Giusto un anno fa sempre gli stessi residenti segnalavano appunto l'ennesima aggressione. Lo vedete anche dalle immagini, da questi video ripresi proprio dai residenti stanchi di vedere scene del genere proprio sotto casa. Residenti che vivono qui da oltre 40 anni. Prima, parlando con un signore, ci ha detto che veramente non ce la fa più, ha visto proprio questa via cambiare negli anni, non se la sente appunto di cambiare abitazione, perché qui c'è passato la maggior parte della sua vita e non lo ritiene giusto, e per questo chiede, nonostante appunto l'intervento delle forze dell'ordine, chiede un intervento massiccio da parte del comune, perché non è più sostenibile una situazione del genere, e chiede anche appunto, sempre questo stesso residente, che venga in un certo senso bloccata la vita notturna degli studenti. La sua richiesta è quella di far chiudere i locali alla mezzanotte. Non sappiamo ovviamente se questa sia la strada giusta, però è un pensiero comune di molti studenti, di molti residenti. Questa infatti è una zona particolarmente frequentata dagli studenti padovani. Sul caso è intervenuto anche il vice segretario di Forza Italia di Padova, Lorenzo Innocenti, che da 2 anni si spende per questa causa, nell'ascoltare proprio i residenti di questa zona, e chiede proprio al comune più illuminazione e soprattutto telecamere di sorveglianza come deterrente, insomma, per bloccare la situazione. Quindi io vi lascio con le parole di Lorenzo Innocenti e poi la linea può tornare allo studio. Sono circa 2 anni che chiediamo all'amministrazione delle telecamere e una maggiore illuminazione. Le telecamere andrebbero posizionate in via Belzoni, a questo incrocio all'altezza della chiesa di Santa Sofia e anche nell'area di piazzetta Colonna. Questi sono i punti più interessati, ma logicamente le telecamere servono come deterrente. Il problema è che c'è sicuramente una forte richiesta di droga in quell'area, e non solo in quell'area, però ecco, diciamo che i residenti sono esasperati. L'installazione di queste poche telecamere, di un sistema di illuminazione più efficace, che forse è ancora più importante, non ci sono mai stati concessi. Sono 2 anni circa che abbiamo delle interlocuzioni costanti con l'amministrazione. L'assessore alla sicurezza Bonaviana dice che la sicurezza in città è aumentata. Noi vediamo che in quest'area precisa invece è notevolmente peggiorata. Non si tratta di
un fatto di destra o di sinistra, ma di come ci si pone a tutela dei cittadini. Qui c'è un fenomeno estremamente scoperto e pericoloso di spaccio di droga. Ci sono delle risse continue, ci sono stati degli accoltellamenti in passato, in questo caso uno degli spacciatori è stato portato via in ambulanza, l'unico rimasto per terra, gli altri sono scappati. Sono cose che accadono ormai strutturalmente. Quando ci scapperà il morto, speriamo mai, però forse ci si guarderà indietro e si penserà che qualcosa in più si poteva fare. Questo è il punto della situazione che ci ha fatto Marta Zatta con Federico Cibotto nella zona di Via Belzoni, del Portello, a Padova, quindi una zona insomma dove il clima è caldo, proprio non soltanto perché siamo in luglio, ma perché c'è questa discussione in atto da tempo sulla sicurezza. Da Padova ci spostiamo a Cavallino Treporti perché è morta Antonia Trevisan, la 79enne di Cassavio, che martedì verso le 18 era stata travolta da un'auto in via Fausta. La donna stava attraversando la strada in bicicletta, era quasi arrivata a casa quando è stata centrata dall'automobile. Sono le 12:10, 12:11 con questo giovedì 9 luglio che insomma, vi sta accompagnando, ci sta accompagnando. Focus TG è parte integrante della vostra giornata e continuiamo spostandoci a Belluno adesso perché 2 persone sono state investite da un automobilista ubriaco mentre passeggiavano nella zona di Sargnano a Belluno. La coppia fortunatamente non ha riportato traumi gravi, lungo è stato l'intervento dei vigili del fuoco perché c'era da recuperare la vittima che era finita in un canale. 66 anni e un uomo di 69, entrambi di Belluno, sono stati investiti nella tarda serata di martedì a Sargnano, frazione del capoluogo. L'auto che ha travolto la coppia è finita nel canale che lambisce la strada. L'investimento è accaduto attorno alle 22:30. Marito e moglie stavano concludendo la passeggiata serale quando improvvisamente l'auto guidata da un 23enne di Belluno, risultato positivo all'alcol test, li ha travolti. L'allarme è scattato subito e ha fatto arrivare a Sargnano 2 ambulanze del San Martino, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Belluno. Fortunatamente i traumi accertati dai sanitari non sono gravi. I 2 pedoni sono entrati al pronto soccorso con codici lievi, media gravità per la 66enne, codice 1 per il marito. Il veicolo, ribaltato su un fianco lungo il canale, è stato recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco e successivamente affidato al servizio di soccorso stradale. Il tratto di strada interessato, parallela alla principale di via Tiziano Vecellio, è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:40 per consentire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. E ora continuiamo con la cronaca. Purtroppo forse la notizia, non è che si può fare una classifica delle notizie drammatiche, però certamente insomma, è una di quelle che in queste ore sta toccando di più l'opinione pubblica per questo episodio avvenuto a Zero Branco, è avvenuto ieri sera. Lì ci sono per noi Daniela Sizzia e Lucio Zanato. Il risultato insomma, di quello che è accaduto è che un bimbo di 1 anno e mezzo è morto travolto da un'auto. Daniela adesso ci farà il punto della situazione, insomma, ci racconterà quello che è accaduto cercando anche un po' di ricostruire ciò che è successo. Insomma, è purtroppo una tragedia, come dicevo, che in queste ore ci sta colpendo tutti. Daniela, a te. Sì, Federico, buongiorno anche ai telespettatori. Una tragica fatalità, una notizia che davvero non vorremmo mai raccontare perché la vittima è un bimbo piccolo di 1 anno e mezzo che è stato travolto dall'auto della nonna che stava facendo retromarcia. La nonna era andata, ci raccontava la vicina, a fare una giornata di relax in montagna con la sorellina del bimbo. Quando sono tornati stavano rientrando, il bambino era tenuto per mano da uno dei genitori e lei stava facendo retromarcia davvero pianissimo, però è stato un attimo, un secondo, il bimbo è sfuggito alla presa del genitore e purtroppo è andato sotto l'auto della nonna che stava entrando nel parcheggio della casa, travolto, un trauma cranico importante, grave. La nonna
ha subito gridato l'ho ucciso io, sono venuti fuori anche tutti i vicini di casa, potete capire la tragedia di quel momento. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sono arrivati qua in pochissimo tempo, però insomma il bimbo era in condizioni disperate, portato via, purtroppo non ce l'ha fatta, è morto quasi sul colpo. Una tragedia che lascia davvero sgomenta tutta la comunità. Qui i cittadini fanno davvero fatica a parlare, le lacrime della vicina di casa disperata, la prima a lanciare l'allarme ai soccorsi, la prima ad uscire quando ha sentito le urla, quindi vi facciamo sentire proprio le parole della vicina di casa. Signora, una tragedia immensa, immagino. Sì, non mi va di parlare. Scusate. Ci può dire qualcosa di quello che è accaduto? Lei ha sentito, ha visto? Sì, ma non mi va di parlare, scusate. Per rispetto a loro voglio fare silenzio. Solo per dirci com'era questo bimbo. Dolce, affettuoso, 1 anno e mezzo, voglia di vivere, tanta voglia di vivere. Lei ieri ha sentito subito le urla, ha capito? Ho chiamato io i soccorsi. Sì. Una tragica, davvero tragica fatalità, purtroppo. Sì, cose che non dovrebbero accadere, purtroppo. Un bambino di 1 anno e mezzo, cioè un bambino che aveva voglia di vivere. Basta, scusate. I genitori lei li ha sentiti, li ha visti? Li ho visti questa mattina, ho tenuto io questa notte la sorellina. Sì. Purtroppo sono devastati anche loro, specialmente la nonna. Grazie. Ho un dolore straziante. Ce l'aveva per manina il papà, è normale. Sono bambini, è questione di un secondo, signora. Questione di un secondo. Proprio sfuggito. Questo è stato un secondo proprio. La nonna non si è proprio neanche accorta? No. Purtroppo no. Era già sopra quando si è accorta. Una comunità, come vi dicevo, sotto shock, una comunità dove ci sono stati purtroppo in questo periodo davvero tantissimi lutti. Il sindaco è davvero addolorato, dice non un periodo che vorremmo davvero dimenticare questo. Ieri il sindaco era qui subito per cercare di aiutare, se poter sostenere la famiglia. Tornerà anche nel pomeriggio per poter aiutare i genitori, la nonna e ora in tribunale ovviamente sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo o omicidio stradale, ma si stanno valutando anche altre posizioni perché ovviamente c'è il mancato controllo da parte di uno dei genitori, quindi si stanno valutando anche queste posizioni. Un'inchiesta difficile ovviamente anche per la procura, per la dinamica di quello che è accaduto. Dunque queste sono le notizie. Sindaco però amareggiato per alcuni leoni da tastiera che hanno scritto dei commenti, dice che non lasciano davvero spazio nemmeno ad una risposta. Qui questo è il momento proprio del silenzio, del dolore, ci dice il sindaco di Zerobranco Luca Durighetto. Io vi lascio alle sue parole, alla sua intervista, e cedo nuovamente la linea poi allo studio. Fatto incredibile, nel senso che si fa veramente fatica ancora a credere a quello che è successo. È una di quelle tragedie che sembrano impossibili da esistere, eppure accadono e poi sconvolgono naturalmente una famiglia e una comunità intera. Ieri lei è andato lì, che cosa le hanno detto? Ieri sono stato subito per cercare di capire quale fosse la situazione e soprattutto se ci fosse necessità di un aiuto, di un accompagnamento, e devo dire, tra l'altro c'erano tutti i vicini fuori che cercavano di dare supporto necessario. La situazione, come potete immaginare, insomma, era molto molto complicata.
Sembra che sia sfuggito al controllo di uno dei genitori il bambino mentre la nonna faceva retromarcia. Questo è quello che è stato rappresentato, poi naturalmente starà al giudice e agli inquirenti capire e determinare come sono andate le dinamiche anche col racconto proprio della nonna e dei genitori. Sicuramente è una di quelle fatalità che lasciano il segno. Sindaco, una famiglia conosciuta qui a Zero Branco, la nonna fra l'altro lavora proprio nella casa di riposo qui. Sì, una famiglia inserita all'interno del contesto, quindi sicuramente per persone, tra l'altro come dicevo prima, appunto tutti i vicini erano lì fuori con loro proprio perché sono persone conosciute, persone che stimavano, insomma, e con le quali hanno costruito un rapporto, quindi non stiamo parlando di situazioni di famiglie isolate. Cambierebbe nulla però rispetto alla tragedia, cambierebbe veramente nulla. Spero che in qualche modo però si ritrovi un minimo di spirito veramente di coesione e di comunità. Io non vale nulla, ma ho letto certi commenti ieri sera sotto la notizia dell'investimento che non hanno nulla di umano, che poco hanno a che fare con la vita di per sé e che non so dove fossero residenti queste persone e auguro a loro che la vita sia sempre bella e piacevole e sorridente. Ma a volte forse bisognerebbe veramente fermarsi e riuscire a ritrovare un briciolo di empatia, di riuscire a provare, non dico addirittura di mettersi nei panni degli altri perché di fronte a certe tragedie è impossibile, però almeno fermarsi. Questo è l'appello del sindaco di Zero Branco, ci uniamo naturalmente anche noi e attendiamo gli sviluppi, anche se insomma si tratta di sviluppi di un'indagine, di un'inchiesta più che altro, perché nulla riporterà ovviamente alla vita questo piccolo bimbo di 1 anno e mezzo. Daniela Sizzia ci aggiornerà nei nostri notiziari su quello che accade, anche ovviamente tutti i quotidiani online già riportano la notizia e la commentano, vi mostro molto velocemente qualche titolo con la Tribuna di Treviso che dice bimbo di 1 anno e mezzo muore investito dalla nonna nel cortile di casa, ovviamente titoli che insomma sono tutti abbastanza simili. Il Corriere del Veneto, travolto dall'auto della nonna mentre sta parcheggiando, muore nipotino di 1 anno e mezzo. C'è anche un titolo legato a quello che sta accadendo con molte persone, molti turisti che in qualche modo si perdono in montagna con troppa facilità. Come sopravvivere per giorni nel bosco, acqua, uova di formiche e capanne di rami, questi i suggerimenti. Il Gazzettino va anche a Pordenone e dice che racconta che ci sono state risse in piazza Risorgimento con 2 casi in poche ore, e poi anche un quotidiano nazionale, nel senso che vediamo anche un titolo nazionale, quello di Repubblica, che apre con il caldo e dice caldo record, così le città italiane possono perdere 4 gradi, è definita proprio come emergenza tra l'altro questa, mentre c'è anche ovviamente un riferimento a quello che sta accadendo in Medio Oriente. Dopo i raid degli Stati Uniti, traffico navale a Hormuz quasi fermo, oggi la sepoltura di Khamenei. E torniamo al nostro nord-est, torniamo con i nostri servizi, dei nostri colleghi. Infatti Ilaria Marchiori ci racconta di quello che è accaduto a Concordia Sagittaria, quindi siamo nel veneziano. Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito dal trattore incidentato sulla A4, la causa di un incendio divampato in un capannone. Ho visto che si è innescato l'incendio, ho avvisato mia figlia di chiamare il 115 e mi sono precipitato in azienda a prendere un estintore perché era iniziato da poco l'incendio e sono riuscito a estinguere un po' l'incendio all'inizio. Poi ho sentito uno scoppio e a quel punto mi sono allontanato e subito dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per estinguere l'incendio, che non era da poco. Le fiamme saranno state oltre 30 metri sopra il capannone e il fumo era veramente non indifferente, per fortuna non c'era il vento.
Potrebbe essere stato un cortocircuito scaturito da un trattore stradale la causa dell'incendio divampato in un capannone della RF Trasporti nella zona artigianale di Concordia Sagittaria, che ha tenuto impegnati tutta la notte i vigili del fuoco. Lo stesso trattore che poche ore prima era stato coinvolto nell'incidente lungo la A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto, un tamponamento per cui un dipendente della ditta di logistica era stato ricoverato all'ospedale di Mestre in condizioni non gravi. Dopo l'incidente i vigili del fuoco avevano provveduto a staccare le batterie del mezzo, che successivamente è stato portato nel capannone poi interessato dallo spaventoso incendio. La nube di fumo aveva raggiunto anche la zona della Bassa Pordenonese. L'intervento è stato molto grave, molto difficoltoso nell'operare. C'erano delle attrezzature varie, c'era un immagazzinamento di pellet soprattutto e c'erano anche dei camion all'interno. Comunque adesso l'incendio è completamente spento. Nelle prime fasi dell'intervento i soccorritori avevano cercato 4 persone che si temeva potessero trovarsi all'interno del capannone. 2 sono state individuate subito, mentre le altre sono state rintracciate e identificate in un secondo momento dai carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma un vigile del fuoco ha accusato un leggero malore a causa dei fumi e del forte calore, dopo aver lavorato per ore nell'area dell'incendio. Paura tra i residenti della zona, che hanno temuto il peggio. Ho sentito un boato perché ero seduto lì sul divano e appunto ho visto il fuoco che, proprio di brutto così. Il fumo era già alto, le fiamme non le dico cosa c'era, sono messa a gridare, mio figlio era sopra con la piccolina di 7 mesi. Ho fatto venire giù di corsa e lui è corso a prendere l'estintore che abbiamo dentro in officina, ma il fuoco era già che veniva fuori dal portone. Era un disastro, ecco. E ne abbiamo presa tanta tutti quanti. I danni stimati sono di circa 1 milione di euro. 12:26, rientriamo in studio, Focus TG, ancora un'ora abbondante da trascorrere insieme, ma usciamo subito nuovamente perché andiamo a Vicenza, dove c'è per noi Nancy Galdi che insieme ad Alberto Pivetta ci raccontano di quello che sta accadendo riguardo a un tema che insomma è di grande attualità soprattutto d'estate, cioè quello dell'abbandono dei cani, perché in effetti purtroppo è un fenomeno in crescita soprattutto nei mesi estivi, e per far fronte poi a queste necessità di accoglienza che ci sono proprio in questo periodo, Vicenza ha deciso di investire su un canile, quindi da un lato immagino prevenzione, educazione, cercare di sensibilizzare, dall'altro però bisogna rispondere alle esigenze che ci sono e quindi investimenti per garantire una migliore e una maggiore accoglienza per i cani. Ho parlato anche troppo, Nancy, a te. Sì, buongiorno Federico, da Vicenza con Alberto Pivetta alla parte tecnica. Esatto, il tema è proprio questo, l'estate è il periodo dell'anno in cui si registra il maggior numero di abbandoni di cani ed è anche per questo che il Comune di Vicenza ha deciso di investire sul canile di Gogna per rendere la struttura ancora più efficiente e pronta a rispondere alle maggiori necessità ed esigenze di accoglienza e cura degli animali. Sono partiti adesso i lavori di manutenzione straordinaria del tetto. Noi ne parliamo con l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller e con Luca Poncato, consigliere comunale con delega al benessere degli animali d'affezione. Parto da Luca, siamo nel pieno dell'estate, qual è oggi la situazione degli abbandoni? State registrando un aumento degli ingressi anche in canile? La nota dolente dell'estate, sì, certo, gli abbandoni aumentano. È una situazione che purtroppo negli anni è sempre stata costante. Forse negli ultimi anni la situazione degli abbandoni si è aggravata anche per la situazione economica delle famiglie e delle persone e quindi molto spesso qui al rifugio del cane dell'ENPA arrivano richieste di aiuto economico e a volte proprio di dire non riesco più a gestire l'animale, prendetevene cura voi.
Questo è decisamente difficile perché economicamente, ricordiamoci che EMPA va avanti solo per volontariato, gli investimenti a cui faceva riferimento lei del Comune sono stati importanti, hanno portato un beneficio importantissimo alla struttura, un intervento che era richiesto da tantissimo tempo, ma che spero che chi ci sta ascoltando non si senta legittimato per questo ad abbandonare la propria creatura. A fronte degli abbandoni va detto che la cittadinanza vicentina risponde anche molto bene quando ci sono gli appelli di EMPA sia per la raccolta fondi, per la raccolta di cibo eccetera, ma risponde bene anche sotto l'aspetto delle adozioni. Quindi ringrazio tutta la cittadinanza per quello che fa e invito tutti quelli che ci stanno ad ascoltare che non facciano quel gesto ignobile di abbandonare il cane, il gatto o qualsiasi animale ad un destino che molto spesso è triste. Triste è per l'animale ma anche pericoloso per il resto della popolazione perché a volte l'animale magari abbandonato, impaurito, scappando può generare un incidente stradale o qualcosa del genere. Grazie. Ora all'assessore Spiller il Comune ha deciso di investire sul canile. Come esattamente e quali saranno i benefici? Sì, l'edificio è di proprietà comunale, affidato ad EMPA e tanti volontari che permettono questo importante servizio per gli animali ma per la cittadinanza. Abbiamo investito 75.000 euro di risorse comunali per rifare completamente il tetto. C'erano infiltrazioni da tanti anni che si erano addirittura anche accumulate, causando anche un ammaloramento importante delle stanze e dei locali sottostanti al tetto. Abbiamo rimosso tutti i coppi preesistenti, rimossa la guaina che era ormai deteriorata, l'abbiamo sostituita con una nuova guaina e nuovi coppi. Abbiamo anche aperto una nuova finestra che permetterà l'ispezione del tetto, cosa che prima non era possibile, ma anche l'areazione dello stesso, evitando che ciò che è accaduto negli scorsi anni possa ripetersi in futuro. Un intervento fondamentale sul tetto perché è chiaro che dalle infiltrazioni rischiano di compromettere poi l'intera funzionalità dello stabile dove si svolgono importanti funzioni legate appunto all'assistenza degli animali. Ora i lavori sono sul tetto praticamente conclusi, si sta procedendo con la ritinteggiatura delle stanze che appunto si erano ammalorate negli anni scorsi proprio a causa delle infiltrazioni. Ecco, l'intervento non ha portato disagi all'attività del canile in questo periodo? Si è riusciti a lavorare senza bloccare l'attività, poi appunto l'intervento, come ha detto il consigliere, era davvero atteso da tantissimi anni, quindi siamo contenti anche perché c'è grande soddisfazione di chi usa e fa il volontario in questo stabile per l'intervento atteso che finalmente si è realizzato. Ecco, grazie all'assessore Spiller e al consigliere Luca Poncato. Per il momento da Vicenza, se non ci sono domande, è tutto. Restituisco la linea allo studio. Grazie Nancy, grazie ai tuoi ospiti, bene così, un aggiornamento importante, come detto, e grazie anche a Alberto Pivetta per la parte tecnica naturalmente, come detto insomma la priorità rimane non compiere questi gesti, non abbandonare gli animali, poi che il Comune abbia investito per sistemare l'edificio, quello ovviamente gli rende onore, però cerchiamo di svuotarlo l'edificio, non di riempirlo ancora di più. Questo è il messaggio che deve assolutamente passare, ma che è stato ben sottolineato anche dagli ospiti di Nancy. Allora, torniamo alla cronaca, perché è stato posto agli arresti domiciliari Mario Adinolfi, giornalista e politico, candidato del Popolo della Famiglia nel Collegio Veneto 2 di Selvazzano dentro le scorse supplettive, il fondatore del partito ultraconservatore Il Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale. L'indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Roma si riferisce a un sistema promosso da Adinolfi a partire dal 2005 chiamato scommessa collettiva. Chi partecipava pagava una quota iniziale che variava dai 3.000 ai 10.000 euro, raccolta in un fondo comune e utilizzata per fare scommesse sportive. Le scommesse erano gestite dallo stesso Adinolfi con il sostegno di un presunto team di esperti. Gli eventuali profitti sarebbero stati poi distribuiti ai partecipanti di norma con cadenza trimestrale. Secondo la Procura di Roma, con questo sistema Adinolfi avrebbe prodotto un danno economico totale da 5 milioni di euro alle persone che avevano partecipato e altri 400.000 euro sarebbero invece le tasse che avrebbe evaso. E all'obitorio dell'ospedale di Oderzo, siamo nel Trevigiano, la camera è ardente di Jessica Giovanna Laface, la 32enne calabrese, vittima con il fidanzato Francesco Paolo Fecarotta dello schianto
avvenuto sabato scorso a Salgareda, lungo via Argine Piave. La Camera Ardente poi si trasformerà in un percorso che il feltro farà alla volta del paese natio, Reggio Calabria, dove domenica 12 luglio alle 10:30 nella chiesa di Santo Stefano ad Archi si svolgeranno i funerali. Saranno presenti tanti amici motociclisti, il rombo delle moto che renderà omaggio. Non ancora fissate invece le esequie del 37enne Francesco Paolo Fecarotta, sicuramente a Palermo, ma intanto venerdì sarà data l'opportunità ai tanti trevigiani che conoscevano il 37enne di poterlo salutare presso la sala del commiato del cimitero di Santa Bona di Treviso. Su questo episodio sta indagando anche la procura di Treviso. Queste due notizie di cronaca. Altra cronaca giudiziaria che arriva dopo l'omicidio di Franco Bernardo Bergamin, l'anziano di Limena che era stato ucciso e chiuso in un armadio. È andato avanti il processo naturalmente. Per Alessio Battaglia, il 43enne di Trieste accusato del delitto, è stato chiesto l'ergastolo. Ergastolo, questa è la pena richiesta dal pubblico ministero Marco Brusegan per Alessio Battaglia, 43enne triestino, sul banco degli imputati con l'accusa di aver ucciso Franco Bernardo Bergamino, 80enne, che lo ospitava nella sua abitazione di Limena. Il delitto era avvenuto il 22 febbraio del 2025, ma il corpo dell'anziano, ormai in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato il 5 marzo. Battaglia, che nel frattempo era fuggito a Monfalcone, dove poi è stato arrestato, per ritardare la scoperta lo aveva rinchiuso in un sacco dentro ad un armadio e aveva cosparso la casa di profumatori per ambienti. Per il pubblico ministero l'accusa è di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa della vittima, oltre che dall'occultamento di cadavere. Battaglia lo avrebbe ucciso per le bollette, picchiando a morte. Fatale, secondo il medico legale della procura, una doppia frattura alle vertebre cervicali causato da colpi ben assestati. Bergamin era l'unico ad accollarsi tutte le spese, mentre Battaglia, ospite a casa sua, non collaborava in alcun modo. La difesa del 43enne triestino invece parla di lite scaturita da palpeggiamenti dell'80enne nei confronti di Battaglia, il quale ha reagito. Durante la colluttazione, nella versione dell'imputato, Bergamin sarebbe caduto e poi morto. Per la difesa, dunque, si tratterebbe di omicidio preterintenzionale, una tesi che verrà esposta dalla legale Anna Maria Beltrame nell'arringa previsto il prossimo 16 settembre in Corte d'Assise del Tribunale di Padova, e nella stessa giornata si potrebbe arrivare alla sentenza. Focus TG, 12:36, siamo insieme per parlare di attualità. Ci siamo già spostati attraverso varie province del nostro nord-est, le abbiamo già un po' visitate, visto quello che accade, sia per quanto riguarda la cronaca, sia per altri argomenti, tipo l'abbandono dei cani, che abbiamo approfondito andando a Vicenza per scoprire gli investimenti nell'ampliamento e nella sistemazione del canile appunto di Vicenza. Siamo stati a Zero Branco per la tragedia che ha colpito la comunità con il bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto della nonna. Insomma, abbiamo già visitato in lungo e in largo le nostre regioni. Adesso andiamo nel Trevigiano, perché a una settimana dall'incidente di Falzè di Trevignano, con un carabiniere ancora gravissimo ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso, un nuovo incidente ha coinvolto una gazzella dell'Arma. È successo in Pontebana, a Villorba, 2 militari feriti che si stavano dirigendo sul luogo di un sinistro. Vicinanza a quello che è accaduto anche da parte del presidente della regione Alberto Stefani. Uno si è ferito al piede, l'altro, più grave, ha diverse fratture e contusioni alle costole e all'omero. Sono finiti entrambi all'ospedale i carabinieri rimasti coinvolti nell'incidente che si è registrato poco dopo le 22 sulla Pontebana. Si tratta del capo equipaggio, un 43enne tarantino brigadiere, e del collega più giovane che era alla guida, un 29enne, anche lui pugliese, della provincia di Foggia. La gazzella stava procedendo verso Villorba quando, all'altezza della concessionaria Porsche, ha sbandato andando a impattare contro il muretto, e questo dopo l'urto con una Smart che viaggiava nella stessa direzione. All'interno 2 persone, un trevigiano 55enne e una donna originaria di Padova, 49 anni, lei lesa, lui ferito lievemente. Immediati soccorsi del SUEM 118, la pattuglia era diretta a rilevare un incidente stradale poco distante. Stavano andando a soccorrere una persona che aveva bisogno, e nel pieno della loro
loro operatività hanno avuto subito loro stessi un incidente, quindi dobbiamo solo ringraziare tutte le forze dell'ordine che per mantenere la nostra sicurezza mettono a rischio la loro. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Vittorio Veneto. L'urto sarebbe avvenuto con la Gazzella in fase di superamento, diretta appunto sul luogo del sinistro. Mi sento di dare un consiglio a tutti, a me per primo, quando sentiamo una sirena o vediamo sullo specchietto retrovisore un mezzo di soccorso, non tenteniamo, spostiamoci a destra, perché a volte siamo distratti e non ci accorgiamo che il mezzo di soccorso ha urgenza di passare, quindi un'attenzione in più soprattutto quando siamo alla guida. Appariva un intervento di routine, ma così non è stato, dice il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani. Ciò dimostra che quando donne e uomini delle forze dell'ordine partono per una chiamata mettono sempre e comunque a repentaglio la loro incolumità e spesso la vita. Le parole del governatore, e questo a una settimana esatta dall'altro incidente che ha visto coinvolti 2 carabinieri nel pieno della loro operatività a Falzè di Trevignano. Mentre il 30enne è stato trasferito in reparto, il 32enne è ancora in condizioni molto critiche in terapia intensiva al Cafoncello, dove è tenuto in coma farmacologico. Il suo quadro clinico resta complesso. Eccoci tornati in studio dopo questo servizio di cronaca di Cristian Arboit e usciamo di nuovo, per fortuna qui possiamo tranquillamente e spesso uscire dallo studio grazie ai nostri colleghi. Adesso infatti andiamo a Venezia, dove c'è Lorenzo Maier, che ringrazio e che è con Simone Merlo, perché ci deve raccontare di un momento importante per Venezia, 2 giorni importanti, perché il cardinale Pizzaballa è qui dalle nostre parti. Lorenzo sta seguendo i tanti incontri che il cardinale ha con le comunità del territorio e quindi insomma importante che aggiorni anche noi, soprattutto Lorenzo. A te. Certamente, buongiorno Federico, a te e ai nostri telespettatori di RT Veneto. Sì, dicevi giustamente 2 giorni importanti. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha voluto essere qui a Venezia. Ci troviamo all'esterno della Basilica della Salute, la basilica amata da tutti i veneziani, dove alle 10 il patriarca latino di Gerusalemme ha presieduto l'Eucaristia, un momento molto importante anche perché è stato ricordato l'impegno per la pace ovviamente dal cardinale Pizzaballa, e dove praticamente ha potuto incontrare i fedeli, il clero in una giornata diciamo feriale di lavoro, quindi non festiva, però la partecipazione è stata davvero numerosa anche delle persone, per cui c'è stato l'abbraccio della città, il ringraziamento della città al cardinale Pizzaballa, che è stato più volte applaudito sia al termine della messa che anche poi conclusa la messa, è stato confortato, gli sono state fatte tante domande, lui è stato davvero molto cortese e gentile con tutti, tempi davvero ristretti, ma ha cercato di dire una parola a tutti e soprattutto una parola di pace per tutti, quella che è risuonata nella Basilica. Il patriarca latino accompagnato dal padrone di casa, ovviamente il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sempre accanto a lui ma un passo indietro per lasciare la ribalta a un ospite così illustre, sempre però vicino, gli ha dato il benvenuto 2 volte. Ieri c'è stato il passaggio dopo l'arrivo a San Marco e il saluto con le autorità cittadine, c'è stato il passaggio in Piazza Mazzini a Jesolo, prima dell'incontro con le persone in Piazza Mazzini una celebrazione anche a Jesolo che si era mobilitata per esempio con il presepe di sabbia per raccogliere dei fondi per Gaza, e poi l'incontro in Piazza Mazzini per parlare, per dare una sua testimonianza diretta, come aveva chiesto il patriarca. Circa 500-600 persone in religioso silenzio l'hanno ascoltato, hanno accompagnato il suo racconto molto toccante, molto duro ma anche carico di speranza per il futuro. Ha invitato a non demordere, a costruire la pace. Allora, se sei d'accordo, farei sentire quanto ha detto ai nostri microfoni al termine di questo incontro organizzato anche con la collaborazione del comune di Jesolo.
È una giornata molto intensa ma molto bella, molto partecipata, sia alle celebrazioni ma anche qui questa sera, molto attenta. Questo per me è una grande consolazione, vuol dire che la realtà dei cristiani, ma non solo, la realtà in generale di Terrasanta è molto sentita. C'è speranza di pace? Ci vorrà molto tempo, ma noi siamo testardi, prima o poi ci arriveremo. Ecco Federico, perché il passaggio a Jesolo, lo diciamo anche magari per i nostri telespettatori che ci seguono più lontano, perché la diocesi di Venezia si estende su più comuni, certamente il comune della città metropolitana di Venezia, ma il territorio diocesano guidato dal Patriarca Francesco c'è anche la città di Jesolo, località di mare, per cui spiaggia in questo periodo ma anche ospiti importanti, valori. Queste due dimensioni hanno saputo ieri sera coesistere perfettamente, anche questa è stata una prova importante superata. Al Patriarca Pizzabar è stato donato dal sindaco di Jesolo Christopher De Zotti il drago, simbolo della città di Jesolo. In mattinata aveva incontrato in Palazzo Patriarcale anche il sindaco di Venezia Simone Venturini, quindi c'è stato un passaggio con le autorità, e Venezia, che nel suo piccolo non si è presentata a mani vuote, perché la diocesi di Venezia, quindi che comprende appunto, come abbiamo detto, sia la città di Venezia che anche Jesolo, ha potuto donare 30.000 euro, frutto di varie raccolte promosse nel periodo di evento e non solo, da parte della Caritas diocesana del Patriarcato di Venezia, che saranno destinate alla ricostruzione di una scuola a Gaza. Ovviamente questa mattina il passaggio alla Basilica della Salute, amata da tutti i veneziani dal forte valore simbolico, come ha un forte valore simbolico l'incontro che il Cardinale Pizzaballa avrà nel primo pomeriggio con i giovani, una cinquantina di giovani del Patriarcato, per far risuonare a loro il messaggio di pace. E poi ora sta pranzando con i seminaristi e con tutto il clero che ha incontrato dopo la messa, e si trovano qui tutti in seminario insieme al Cardinale. Dopo aver incontrato i giovani ci sarà l'ultimo passaggio di questa visita veneziana, che sarà nell'isola di San Lazzaro degli Armeni, sede della congregazione michitarista che è presente a Venezia da secoli. Quest'isola di San Lazzaro, molto importante per la cultura e per la cristianità, che il Patriarca Pizzabar insieme al Patriarca Francesco hanno voluto comprendere in questa visita, che è stata breve ma è carica di significati e di spunti anche per il futuro. E poi lascerà la città, andrà all'aeroporto e raggiungerà la città di Roma, per poi arrivare a Monte Cassino, dove il Cardinale Pizzaballa riceverà un premio nelle prossime ore. E proprio perché così si conclude la visita, salutandovi insieme a Simone Merlo, farei vedere il servizio che racconta della collega Ilaria Marchiori, che racconta di ieri mattina, quando il Cardinale Pizzaballa ha incontrato la stampa, parlando anche della situazione difficile di Gaza. E con questo, insieme a Simone, vi salutiamo, dandovi appuntamento alle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Venezia è una vetrina importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo, e detta Venezia, ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è Venezia, cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione.
Da San Marco al mondo l'appello alla pace del cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, che ha portato la sua testimonianza dalla striscia di Gaza. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, lo dico, non c'è la fame dei mesi scorsi. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente. Nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile. Mancano le scuole. La situazione umanitaria prosegue drammatica, perché se durante la guerra le persone erano in modalità sopravvivenza, ora si pongono domande sul futuro. Che succede adesso? Che sarà di noi? Insomma, come sarà la ricostruzione? Come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Abbiamo bisogno di sostegno soprattutto psicologico infantile per i bambini, sono tutti traumatizzati, c'è molto lavoro da fare. Segnali di speranza Pizzaballa ne intravede nella popolazione, ma non nelle istituzioni. Dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via. Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana. La tappa veneziana del pellegrinaggio, accompagnato dal patriarca Moraglia, è iniziata dalla Basilica di San Marco con le autorità, poi la messa a Jesolo, per racchiudersi con la messa nella Basilica della Salute. Mi ha sempre colpito una frase del cardinale: sì, le immagini non trasmettono gli odori e i topi che mordono i bambini nelle tende che giocano tra le fogne a cielo aperto. Sembrava importante sentire la voce di chi vive quotidianamente un'esposizione di un popolo che è gravato da sofferenze immani. Dalla visita del cardinale Pizzaballa, abbiamo sentito ora le parole anche di Monsignor Moraglia, passiamo ad un'altra vicenda e a un altro appuntamento importante a Venezia con Filippo Fois che ci racconta, però prima, l'ho detto apposta per tenervi un po' in sospeso, una breve pausa e torniamo proprio ricollegandoci subito con Venezia e con Filippo. (12:53) Focus TG, ancora fino alle 13:30 insieme. Siamo stati a Venezia con Lorenzo Maier che ci ha raccontato della visita di 2 giorni del cardinale Pizzaballa. Ci siamo fermati per un attimo e a Venezia torniamo, però in un altro luogo altrettanto bello, con Lorenzo che era davanti alla Chiesa della Salute. Adesso sentiamo da Filippo Fois, che è insieme a Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, dov'è. Io so soltanto che dove sei tu si parla di territorio, di ambiente, di turismo, di economia, insomma sfide per il futuro, e con degli interlocutori importanti che nel corso della giornata si alterneranno per parlare proprio di questo. Ho parlato anche troppo, come al solito. Filippo, a te. Buongiorno Federica, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, innanzitutto noi prendiamo la linea dall'ultimo piano delle procuratie vecchie, quindi siamo in piazza San Marco e siamo nella sede di The Human Safety Net, che è una fondazione nata da qualche anno che ospita l'importante incontro che si sta svolgendo in queste ore, che è un focus soprattutto su Venezia. Poco fa ha parlato il sindaco di Venezia, Simone Venturini, è stato seguito dal presidente dell'autorità per la laguna, Patrizio Rossetto, per cui si è parlato in maniera molto diffusa dei problemi della città di Venezia, si tratti dell'acqua alta, in un caso si tratti anche della sua economia. Prego, scusate, potete pure passare, siamo in degli ambienti molto stretti perché però
nel pomeriggio sono previste anche le visite del ministro Urso e ci sarà anche il presidente della regione Alberto Stefani. Noi siamo rimasti fuori per discrezione, però adesso vi facciamo vedere cosa sta accadendo dentro la sala. L'incontro che si sta svolgendo adesso vede presenti il direttore regionale di Veneto di Trenitalia Ivan Nagazio, Paola Carron, che è la presidente di Confindustria Veneto Est, altri ospiti, ma soprattutto a noi interessa quello che ha detto la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, che è diciamo un po' la polemica del giorno. Si tratta dell'arrivo, della conclusione dell'alta velocità nell'asse che arriva fino a Padova entro 10 anni ed è una scadenza che è stata definita irricevibile da parte di Confindustria, cioè questi lavori dovrebbero essere terminati molto prima, perché si tratta di un asse strategico che va ben al di là di quella che è l'economia della nostra regione. Si tratta sostanzialmente di completare un corridoio mediterraneo che dalla Spagna e dal Portogallo arriva fino in Ucraina. Il passaggio dalle nostre parti è cruciale ed è cruciale anche per lo Stato italiano, perché si tratta di passare il cosiddetto nord-est, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto conteggiano assieme quasi 200 miliardi di export, rappresentano il 30% delle esportazioni nazionali. Da questo capite quanto sia importante che quest'opera venga completata il prima possibile, addirittura secondo Confindustria avere quest'opera completata il prima possibile significherebbe aumentare dell'1% il PIL nazionale. Voi immaginatevi un po', le crescite per il nostro paese sono date tra lo 0,5 e lo 0,7%, se ci fosse una struttura logistica all'altezza, dicono gli industriali, potremmo praticamente raddoppiare, se non addirittura triplicare questa previsione. Ecco, con l'uscita di Nicoletta Rizzetto, prego direttore, e facciamo entrare, vedete che sta entrando il direttore di Panorama Belpietro con Buttafuoco, il presidente della Biennale Università Molalini. Grazie Filippo, grazie per averci portato anche all'interno di questa bellissima sala insieme a Nicoletta Rizzetto. Quindi, come abbiamo sentito da te, nelle prossime ore, nel corso della giornata, arriverà anche il ministro Urso, il governatore Stefani. Insomma, queste sfide per il futuro lanciate devono essere raccolte e devono essere anche sviluppate, quindi ci racconterai poi nei nostri telegiornali che cosa si è detto su questo fronte dopo aver raccolto e averci raccontato l'opinione, mi pare molto chiara e anche dura da un certo punto di vista, della presidente di Confindustria Veneto Est Carron. Adesso, nel bel mezzo delle polemiche sul Tribunale di Bassano, il Tribunale della Pedemontana meglio, spunta una proposta provocatoria. Infatti andiamo a Bassano perché a lanciarla il sindaco di Cartigliano, Germano Racchella, che insomma torna a parlare di un ente che è la provincia di Bassano. Si avvicina la data della manifestazione per il Tribunale della Pedemontana, c'è tanto fermento, ci sono anche tante polemiche e in questo mare in tempesta arriva una voce che, come si suol dire, butta la palla più in là, ma tanto più in là, perché arriva una proposta davvero particolare dal sindaco di Cartigliano, Germano Racchella. Sì, è una proposta, è una conseguenza di quello che sta succedendo. Io per Bassano Provincia ho già combattuto nel mio primo mandato nel 2004 e ora come ora, visto che ho dei colleghi sindaci e degli istituzionali che vanno a dire no ad un servizio per un intero territorio che rafforzerebbe la provincia di Vicenza stessa, a questo punto io la ripropongo con forza, ritorniamo a parlare di Bassano Provincia. Questa può sembrare una provocazione, ma conoscendo il sindaco di Cartigliano non è una semplice provocazione, c'è qualcosa di più. Ma non è una semplice provocazione, perché mai e poi mai ho visto dei colleghi che combattono contro un nuovo servizio che ne beneficerebbero 500.000 cittadini. Dunque sono un po' amareggiato di tutto questo, anche perché se iniziamo in casa nostra queste battaglie, naturalmente dal governo centrale nel nostro territorio non arriverà più nulla. Invece magari avere una provincia, la provincia di Bassano, con il suo 500.000 di abitanti, con le sue 3 parti di provincia che andrebbero accorpate, le strade ci sono, le infrastrutture ci sono e
il Tribunale, bene o male, potrebbe anche arrivare, ormai sembra quasi certo perché manca solo il timbro del Parlamento, insomma non sarebbe poi così male averla davvero la provincia di Bassano. No, io mi ricordo in passato anche il dossier che è stato fatto e portato a Roma, perché siamo andati a manifestare a Roma, era un dossier già a suo tempo molto valido. C'è una sostanziale differenza però ai giorni nostri, la Pedemontana Veneta, che fa da collegamento con tutto il nord Italia, ma soprattutto ha reso, soprattutto Bassano del Grappa, una città, lo posso dire, ideale, a portata di turismo, a portata di cultura, a portata di rendere un territorio grande. Per chiudere, visto che del Tribunale abbiamo già parlato diffusamente, parliamo di politica, queste differenze di vedute che diventano anche qualcosa di più lasceranno comunque un segno fra voi sindaci, comunque vada a finire sul Tribunale? Beh, naturalmente lasciano un segno perché, come ripeto, mai e poi mai era successo che un sindaco andasse contro un progetto di un altro sindaco. Io lo dico, ma spero maliziosamente, spero non sia una battaglia politica, spero che in tutto questo non subentrino i partiti, che non sia una guerra tra destra e sinistra, perché noi cittadini, sì, ognuno ha il proprio colore politico, però ricordiamoci che rappresentiamo tutti i cittadini, sia di destra che di sinistra. Grazie a Ferdinando Garavello, grazie al suo ospite Germano Racchella. Questa provocazione, ma non troppo come l'hanno definita loro, vedremo che sviluppi avrà. La cronaca adesso, torniamo a parlare di quello che accade in montagna con turisti ed escursionisti in difficoltà. Purtroppo in questo caso è anche arrivata una tragedia perché ha avuto un malore durante l'ascesa del Monte Paularo. Siamo in Carnia, in Friuli Venezia Giulia. La vittima, 69 anni, originario di Udine, è morto davanti alla compagna. Altri 2 interventi portati a termine dal soccorso alpino sempre in Friuli. Un escursionista di Udine di 69 anni è deceduto sul Monte Paularo a quota 1900 metri a seguito di un malore. L'intervento del soccorso alpino della stazione di Forni e Voltri, della Guardia di Finanza e dell'Eli Soccorso, avvenuto tra le 10 e le 14, non è riuscito a salvarlo. L'uomo stava salendo con la compagna e un amico quando, a circa 500 metri dalla vetta, si è accasciato. Nonostante il massaggio cardiaco e le manovre di rianimazione effettuate dal tecnico di Eli Soccorso e dal medico, veri cellati a terra, non è stato possibile rianimarlo. L'Eli Soccorso ha poi imbarcato la salma, una volta ottenuto nulla osta dal magistrato. Nel pomeriggio altri 2 interventi hanno impegnato i soccorsi nell'Alto Friuli. Sulla cresta del Monte Canin, a circa 2000 metri, un escursionista genovese di 55 anni si è procurata una lussazione al polso, è stata recuperata con il triangolo di evacuazione dell'Eli Soccorso e affidata a un'ambulanza per l'ospedale di Tolmezzo. A Tarvisio, infine, un ciclista del Gemonese, 56 anni, è caduto su una pista di Dove Hill, riportando la frattura di tibia e perone, ed è stato recuperato e assistito dall'ambulanza. Parliamo adesso di acqua, di siccità, di quello che sta accadendo. C'è una crisi idrica anche in Veneto, è innegabile. L'assessore regionale Elisa Venturini, al tavolo con la Protezione Civile Nazionale, chiede l'intervento dello Stato per una collaborazione tra regioni per il prelievo dell'acqua dei fiumi. Nel mese di giugno ci sono state 11 notti tropicali. La notte tropicale è quando la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Quindi nel mese di giugno 11. Negli anni 90 le notti tropicali erano una ogni 2 anni. Nell'ultimo decennio le notti tropicali sono state 6 nel corso dell'anno. Notti tropicali che potrebbero tornare già dalla prossima settimana con la nuova ondata di calore prevista sulla nostra regione. Sulla costa il dato è ancora più estremo, con punti di 23 notti a Chioggia e 20 a Venezia. L'assessore regionale Elisa Venturini ha partecipato nelle scorse ore all'incontro con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, portando le difficoltà che il Veneto sta vivendo. Una sofferenza che coinvolge cittadini in primis, aziende agricole e attività del territorio. Nei fiumi la carenza di acqua è evidente. Nel Piave, nel Brenta, nel Po, nell'Adige, in modo particolare poi c'è il problema nell'Adige e nel Po nella risalita del Cuneo Salino, quindi l'acqua del mare che
arriva all'interno, nell'entroterra, in questo caso rende difficile anche il prelievo per l'irrigazione, ma mette anche in difficoltà i centri di potabilizzazione dell'acqua. Quindi a fronte di questo è evidente che le regioni che stanno a monte, in modo particolare per quanto riguarda il Po, sto pensando alla Lombardia, quindi al Piemonte, devono ridurre i prelievi di acqua per permettere a noi del Veneto di averne disponibilità. E su questo abbiamo chiesto l'intervento dello Stato, perché l'accordo tra regioni non è semplice se dall'alto comunque non c'è una regia e un'imposizione anche, mi viene da dire, da parte dello Stato che ci permetta in qualche maniera di avere maggiore risorsa. Il commissario avrebbe già intimato a Piemonte e Lombardia di rilasciare più acqua. Il monitoraggio in Veneto è costante, continua Venturini. La situazione è delicata e le risposte da dare non possono essere ulteriormente rinviate, visto il susseguirsi di estati sempre più torride e siccitose. Poi c'è tutta quell'attività che deve essere svolta in termini infrastrutturali. È stato presentato un piano da parte della Regione del Veneto, questo al commissario della siccità era ancora Nicola Dell'Acqua, oggi è l'ingegner Ciciliano che è capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, questo piano che contempla bacini di accumulo piuttosto che dighe e sbarramenti che sono finalizzate proprio alla gestione della risorsa idrica. Abbiamo chiesto risorse economiche per poterli realizzare, perché naturalmente sono necessarie risorse cospicue per poter intervenire, e partiamo da un presupposto, che dobbiamo entrare nella logica che la risorsa idrica, cioè l'acqua, deve essere gestita con responsabilità da parte di tutti, dalle istituzioni al cittadino. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, dopo aver dichiarato la scorsa settimana lo stato di emergenza regionale per la crisi idrica in corso, dovrebbe andare a Roma a breve per ottenere fondi per bacini di contenimento da realizzare nella zona del Polesine. E a proposito di acqua, parliamo anche di idroelettrico, perché Enel versa i 99 milioni di euro di sovracanoni dovuti al Veneto ed è un risultato storico per la regione, che era in attesa della definizione del ricorso contro la società che era inottemperante alla norma che ridefinisce i canoni idrici. Sentiamo di cosa si tratta. Un precedente molto autorevole c'era già: la pronuncia della Corte di Cassazione che nel 2025, rigettando il ricorso dell'Enel contro Regione Lombardia, ha confermato che chi sfrutta l'acqua pubblica per produrre energia deve corrispondere alla Regione e ai territori montani i canoni e le altre compensazioni previste dalla legge regionale, anche per le concessioni in corso. Per il ricorso presentato dal Veneto, Enel, vista la mala parata, ha giocato d'anticipo dopo il rigetto del Tribunale Superiore delle Acque e il previsto passaggio in Cassazione dal risultato scontato. Parliamo di 99 milioni, sappiamo che c'è stata una legge regionale del 2020 che dice che parte di questi 99 milioni andranno alla provincia di Belluno, parliamo dell'entità dei canoni. Un'altra parte invece, che è legata alla monetizzazione, è stabilita da una DGR e ovviamente queste risorse andranno in servizi sociali, sanitari e servizi di spesa corrente, quindi sono risorse fondamentali per i nostri territori. Si apre una nuova fase per l'idroelettrico Veneto, dichiarano all'unisono da Palazzo Balbi il presidente Stefani, gli assessori Bitonci e Bond, impegnati a garantire un percorso di autonomia energetica del territorio. È un esempio vero di autonomia con risorse, perché qui parliamo di risorse che saranno impiegate e ovviamente queste risorse devono essere impiegate al meglio. Per ora si guarda al territorio dei 99 milioni di euro incassati, dovuti, non regalati. Una parte consistente, 44 milioni, sarà nella disponibilità diretta del bellunese, che ha 25 centrali su 34 presenti in Veneto. Per scelta della Regione, le risorse relative alla quota di monetizzazione saranno in capo a una cabina di regia congiunta per concertare la destinazione delle risorse fra sanità, sociale, trasporti, scuole, valorizzazione della montagna, infrastrutture. La madre che ha fatto scaturire questo è la scadenza delle grandi concessioni idroelettriche nel 2029. Sotto sotto poi, tipo un albero di Natale, si sono accese una serie di lampadine che sono la monetizzazione, i canoni, i sovracanoni, il calcolo della quota. Ecco, questo è una materia difficile, ma l'assunto di questa materia difficile è che alla fine rimane una quota piccola dell'acqua che c'è sul territorio, che viene trasformata in energia sul territorio. Ma la vera partita sull'idroelettrico si gioca ora in attesa della scadenza delle grandi concessioni nel 2029. La Regione sta lavorando per la costituzione della società che gestirà acqua e energia e ha affidato l'analisi delle soluzioni a un tavolo tecnico. Il PD regionale oggi chiede che le risorse di Enel destinate a Belluno vengano capitalizzate in vista della costituzione della società e che nella quota pubblica di questa stessa entità il ruolo della provincia di Belluno dovrà essere determinante.
Focus TG, 13:09, ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme, stiamo spaziando in lungo e in largo per il nostro nord-est, andando anche in Friuli Venezia Giulia grazie ai nostri colleghi, ci fermiamo solo per un attimo, poi torniamo e andiamo a Cittadella. Eccoci tornati in studio, come vi anticipavo, prossima destinazione Cittadella, perché è lì che la Filarmonica compie 30 anni e festeggia donando alla comunità dei fondi per la sala multisensoriale destinata a percorsi terapeutici per le persone disabili. Una donazione di oltre 10.000 euro destinata al completamento della sala multisensoriale presso la scuola Piero Bondi Cittadella. È così che la Filarmonica cittadellese ha voluto celebrare i suoi 30 anni di attività, guardando ancora una volta alle esigenze della comunità, come d'altro canto ha fatto in molte altre occasioni. Il coordinamento delle associazioni ci aveva chiesto una mano per completare questa sala multisensoriale. L'abbiamo in consiglio direttivo giudicato un progetto utile, molto utile per il territorio, e un progetto lungimirante perché non è chiuso in un ambiente asettico, cioè dove per andare bisogna pagare, ma bensì sarà disponibile assolutamente per tutto il territorio del cittadellese, adulti compresi, quando il progetto prenderà effettivamente il via deciso. Una stanza speciale che sarà attrezzata con luci, suoni e materiali, una sorta di stanza magica capace di regalare esperienze di benessere sensoriale. Ragazzi che hanno delle disabilità, difficoltà cognitive saranno sicuramente i primi che lo utilizzeranno, ma tutti i ragazzi dell'istituto, che sarà poi aperta al territorio al pomeriggio. Naturalmente verrà gestita da un'associazione del territorio che è Vivamente. Allarghiamo oltre alla disabilità le persone che vorranno trovare beneficio e terapia nel ricongiungimento dei sensi, perché poi è veramente la potenzialità è enorme, potranno sperimentare e fare un percorso con il facilitatore nella stanza. Io penso che la cosa migliore è quella del dono, quindi come associazioni ci siamo davvero tirati sulle maniche, abbiamo lavorato tantissimo e spassionatamente, mettendo a disposizione la nostra buona volontà, stiamo realizzando un sogno che è un sogno, spero, grande per il territorio. Ora a Padova con la cronaca giudiziaria, con la vicenda dell'ex professore di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova accusato di pedofilia. Il pubblico ministero Sergio Dini ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Francesco Saviane, fino a poche settimane fa anche segretario della scuola dell'infanzia nella parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Saviane era stato arrestato a maggio con l'accusa di violenza sessuale aggravata su minori. Sarebbero 7, secondo l'accusa, i ragazzi vittime degli abusi dell'ex docente di religione. Il giudizio immediato chiesto in questo caso dal sostituto procuratore titolare dell'inchiesta consente il salto dell'udienza preliminare, prevedendo direttamente il dibattimento, salvo che l'imputato tramite il suo legale non faccia richiesta di un rito alternativo come il patteggiamento o il processo abbreviato, che in caso di condanna consente lo sconto di 1/3 della pena. L'ex docente di religione, durante l'interrogatorio di garanzia avvenuto dopo il suo arresto, assistito dall'avvocato De Toni, si era detto completamente estraneo ai fatti e alle accuse mosse nei suoi confronti dalla procura. Adesso di nuovo in Friuli Venezia Giulia, perché il tram di Opicina si prepara a tornare sui binari dopo 9 mesi di stop, conclusi i test tecnici. In attesa dell'ok regionale, la ripartenza potrebbe arrivare la prossima settimana. Manca poco, davvero poco, alla ripartenza del tram di Opicina. La prossima settimana dovrebbe essere quella giusta per vedere le carrozze tornare operative sulla tratta Piazza Dalmazia, Piazzale Monterey Opicina. Stando alle parole dei vertici delle Trieste Trasporti, l'amministratore delegato Agnello Semplice e il presidente Maurizio Marzi Wildauer, ascoltati oggi durante la riunione della terza e quarta commissione consigliare. Non c'è ancora certezza del giorno del riavvio della linea, che potrebbe però avvenire mercoledì o giovedì prossimo.
In questo momento la procedura vede il completamento delle attività di pre-esercizio, che consiste in 200 corse del tram lungo l'intera tratta, al fine di collaudare a dovere ogni metro del percorso e verificare la tenuta dell'infrastruttura, come richiesto dalla Regione. A questo seguirà il completamento dell'iter burocratico, dove sempre la Regione infine dovrà dare l'ok finale per riavviare la piena operatività del servizio. Il problema madre che ha tenuto ferme le carrozze, come noto, era la fuoriuscita nel giorno della Barcolana del cavo di traino, che all'inizio dell'anno, attorno a gennaio, era stato risolto. Lo stop però è perdurato, poiché nel 2026 andava in scadenza la revisione quinquennale, che avrebbe comportato un ulteriore fermo della linea, motivo che ha spinto tutti gli enti coinvolti a completare le intere procedure in sequenza, senza stop e riavvii a singhiozzo. All'appello dei lavori, infine, manca solo la verifica di una ruota del carro scudo, attività peraltro fuori dal programma di prescrizioni necessarie alla riattivazione del vecchio e caro tram di Opicina. È inaugurata invece ad Abano Terme la nuova casa del termalismo euganeo. Nasce nel cuore di Abano la Casa del Termalismo Euganeo, un polo che ospita le sedi di Federalberghi Terme, il consorzio della gestione unica del bacino idrominerario Euganeo e il centro studi termali. Ma oltre ad unire tre attori fondamentali per lo sviluppo di questa risorsa, la Casa del Termalismo è un'operazione di rigenerazione urbana grazie al recupero del vecchio IAT, ufficio di informazione e accoglienza turismo di Abano Terme. Un luogo che non è stato scelto a caso, perché un edificio che aveva bisogno di essere restaurato nel pieno centro di Abano, nel cuore pulsante di Abano, e quindi l'impegno nostro è quello di, al di là di trovare una collocazione, ecco, di trovare una casa per il termalismo, per questi enti, ma di ridare vita a un edificio appunto che aveva bisogno di essere rigenerato. L'investimento complessivo è stato di oltre 1.200.000 euro per recuperare un edificio di 600 metri quadri dismessi ormai da 10 anni, in precedenza di proprietà della provincia di Padova. Nel 2025 gli spazi sono stati acquistati dalle associazioni di categoria che ha ristrutturato gli interni. Le terme tornano a fare squadra per rilanciare il territorio e il turismo. Creare un prodotto che poi possa essere vivo 12 mesi all'anno, perché una delle necessità che abbiamo è di destagionalizzare, di far sì che il nostro territorio sia sempre competitivo, perché le sfide che ci attengono sono sfide molto complesse, dove l'unione dei soggetti pubblici e privati è la precondizione per avere ancora successo. Per il sindaco di Montegrotto ci sono 3 obiettivi importanti. Diversificare e coordinare l'offerta turistica del territorio. Oltre alle terme abbiamo percorsi culturali, percorsi enogastronomici, abbiamo la Romea Astratta che passa, un percorso che ci collega alla via Francigena, abbiamo di tutto e di più, serve un coordinamento. Aumento del soggiorno medio e aumento dei margini di guadagno per ogni singola presenza turistica. A Montegrotto Terme aprirà il primo campeggio termale a 5 stelle in Europa e siamo convinti che questa operazione possa contribuire a questi obiettivi. E il terzo obiettivo è quello, per l'appunto, di definirci un'unica destinazione turistica e di passare da un approccio corporate, aziendalistico del turismo, come purtroppo o per fortuna è stato fino agli anni 90, a un approccio di comunità. Importante anche l'impegno economico messo in campo dalla Regione per i prossimi anni per il rilancio delle terme. Sono 4,5 milioni di euro, 1,5 milioni di euro all'anno per i prossimi 3 anni. Noi abbiamo un obiettivo importante, quello di creare un brand che sia riconosciuto, riconoscibile al di fuori dei confini nazionali ma anche dei confini europei. Dobbiamo consolidare una identità di destinazione che abbia queste caratteristiche e per farlo dobbiamo collaborare con tutti gli attori di questo territorio. Lo dobbiamo fare perché abbiamo un bene prezioso che sono le acque termali, unico nel suo genere. La cronaca con il colpo notturno alla gioielleria Mulloni, è stato violato così il centro pulsante di Cividale del Friuli. Il proprietario è mio coetaneo, abbiamo fatto gli alpini, la naia insieme, adesso vado a salutarlo, mi dispiace moltissimo di quanto è successo. Madonna, è una cosa che sta veramente esasperando gli animi.
Cividale del Friuli mercoledì 8 luglio si è svegliata ferita dopo un duro colpo al cuore, un furto avvenuto nella notte nel pieno centro che più pieno non si può. Colpita una colonna portante della comunità, la gioielleria Mulloni in via Ristori. Il modus operandi è molto simile a quello di Udine o di Cervignano di qualche tempo fa, con la differenza che qui il colpo va a segno. È un blitz velocissimo intorno alle 2 di notte, scatta l'allarme dopo che la banda ha forzato di violenza la serranda divelta, così come la porta lo testimonia il vetro distrutto in 1000 pezzi a terra. I ladri arraffano tutto quello che c'è in vetrina, scappano e fanno sentire ai residenti solo lo stridio delle gomme per volare via nelle strette vie del centro di Cividale, lasciando un danno economico e morale non da poco. Tutti i cividalesi infatti sono affranti. Forse siamo un po' troppo tranquilli perché qua non succede mai niente. E Cividale era una cittadina tranquilla e hanno lavorato in tranquillità. Si vede che è un'organizzazione ben organizzata. Il titolare della gioielleria, il signor Walter, riceve visite, telefonate, racconta come sono andati i fatti e il suo stato d'animo. Preferisce non dirlo davanti alle telecamere, con massima gentilezza, e segue i continui rilievi dei carabinieri, che entrano ed escono dalla gioielleria. A terra, polvere a non finire, quella degli estintori svuotati dai ladri per creare una nube che potesse nasconderli dagli occhi indiscreti. Sembra una scena di un paese vulcanico, ma non lo è. C'è anche quello da pulire per i vicini di negozio di Walter, ma è il minimo, il fardello è un altro. Ma quello è il minimo, perché siamo vicini appunto ai signori Mulloni, che sono una colonna portante della via, quindi ci dispiace più che altro per loro. Questo è il minimo, cioè si fa ed è il minimo. E non sappiamo appunto come possa essere successo in un centro come Cividale, che è un centro tranquillo, come possa essere appunto successa una cosa come questa. La speranza è che le videocamere di sorveglianza possano comunque aver fatto il proprio lavoro, che sia stata ancora la banda del SUV nero o un'altra, lo diranno solo le indagini, mentre resta tutto il senso di insicurezza. Non è neanche facile arrivare al centro. In piazza possono parcheggiare. È come andare a rubare nel cuore della città proprio. È un colpo al cuore e fa pensare. Abbiamo toccato il tema del Tribunale di Bassano poco fa con l'intervista a Germano Racchella e ora il sindaco di Cartigliano. Ora torniamo sul Tribunale perché a 14 anni dalla soppressione del Tribunale di Bassano, del Grappa, venerdì, quindi domani, davanti all'ex Palazzo di Giustizia, amministratori locali, categorie economiche e ordini professionali tornano a mobilitarsi con un presidio. Un territorio, quello bassanese della Pedemontana, che si fa sentire con una sola richiesta: riportare la giustizia vicino ai cittadini. Venerdì 10 luglio alle 11, davanti all'ex Tribunale di Bassano del Grappa, sindaci, categorie economiche e ordini professionali della Pedemontana daranno vita a un presidio pubblico per chiedere l'apertura del nuovo tribunale, come previsto dal disegno di legge del governo Meloni in discussione in Parlamento. L'appello arriva dopo anni di battaglie, seguita alla chiusura del Tribunale bassanese, avvenuta con la riforma della geografia giudiziaria del 2012. Secondo i promotori, il territorio ha dimostrato in questi anni di avere numeri, popolazione, imprese e carico di contenzioso tali da giustificare il ritorno di un presidio giudiziario autonomo. L'iniziativa arriva in una fase considerata decisiva. Il disegno di legge per l'istituzione del nuovo Tribunale di Bassano è già stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è ora all'esame della Commissione Giustizia della Camera. Nelle ultime settimane il tema è tornato al centro del dibattito politico, con prese di posizione diverse all'interno della stessa maggioranza di governo. Per questo il territorio vuole ribadire un messaggio chiaro. La richiesta non appartiene a una singola forza politica, ma rappresenta un'esigenza condivisa da amministratori locali, professionisti, imprese e associazioni economiche dell'intera Pedemontana veneta. E proprio gli avvocati del Bassanese sono convinti e ribadiscono che il Tribunale non porterà via risorse agli altri palazzi di giustizia del Veneto. Il Tribunale della Pedemontana non andrà a drenare risorse agli altri palazzi di giustizia del territorio. Lo ha già detto il guardasigilli Carlo Nordio, lo hanno detto i sottosegretari, i sindaci, gli avvocati,
Chiunque abbia dato anche solo un'occhiata al progetto di legge che aspetta di uscire dalla Commissione e di entrare in Parlamento lo ha detto e lo ha confermato. Ma c'è chi, all'interno del fronte che non vuole l'apertura del Tribunale della Pedemontana, sostiene il contrario. A questo punto diventa indispensabile, una volta di più, viene da dire, fare chiarezza. La chiarezza in sé per sé l'ha già fatta il Ministro, per carità anche il Vice Ministro e anche i 2 sottosegretari, che da anni, almeno dall'anno scorso, dicono che i tribunali italiani e veneti in particolare vedranno integrate tutte le piante organiche, i cui concorsi che sono già stati mandati, sono in corso, alcuni finiti, alcuni che stanno cominciando, entro il 2027. Quindi entro il 2027, guardando a noi, i tribunali di Padova, Vicenza e Treviso avranno il loro pieno organico. Lo dice il Ministro, tendo a credere più al Ministro che ai teorici del no della Pedemontana, no? Queste le premesse, ma quali saranno le ricadute? Una volta che si è ripristinato il numero dei magistrati nei 3 tribunali, nel 2028 verrà aperto, come ha detto il Ministro, il Tribunale della Pedemontana, che potrà godere di 7 magistrati e 25 unità di personale in più. Questo cosa vuol dire? Ma è abbastanza facile capirlo, non occorre neanche dirlo, che lo stesso territorio che oggi è gestito da 3 tribunali, poi verrà gestito da 4 tribunali, con gli stessi magistrati più 7. Insomma, è matematica e la matematica non è un'opinione. Ma allora qualcuno potrebbe chiedersi perché il progetto del Tribunale della Pedemontana è nuovamente sotto assedio. Motivi di bottega, motivi di categoria, motivi politici, perché anche lì ci si mette, no? L'ha fatto la maggioranza, qui la maggioranza è contraria. Gli interessi dei cittadini dove vanno? Punto di domanda. Già, gran bella domanda. Qualcuno vuole rispondere? Grazie alla nostra redazione di Bassano che sta seguendo questa vicenda da vicino e con insomma, i vantaggi spiegati anche ora dall'ordine, o meglio dalla categoria degli avvocati sulla possibile apertura del Tribunale di Bassano, del Grappa, riapertura. Adesso a Venezia perché sono stati annunciati i nomi di chi condurrà le serate di apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e c'è subito una sorpresa, vediamo di cosa si tratta nel servizio di Lorenzo Maier. C'è chi è da sempre particolarmente legato al ruolo della madrina o conduttrice della Mostra del Cinema e chi invece avrebbe visto di buon occhio, dopo tanti anni di bella presenza femminile, il ritorno sul palco della Sala Grande del Lido tra i divi del cinema di un padrino sulle orme di Alessandro Borghi o Michele Riondino. Il direttore del festival Roberto Barbera ha messo tutti d'accordo e ha scelto 2 conduttori, l'attrice e regista Greta Scarano e l'attore italo-francese Nicolas Mappé, protagonista peraltro di Mare Fuori, per guidare sul palco della Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido la cerimonia di inaugurazione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia mercoledì 2 settembre, nonché la cerimonia di chiusura di sabato 12, nella quale verranno assegnati anche i Leoni d'Oro e gli altri premi. Greta Scarano si è formata in America e qui si racconta ai microfoni di Ciacco. Quest'anno è stata protagonista al cinema con Piccolo Miracolo di Guido Chiesa, interpretazione che le vale il premio come migliore attrice al Taormina Film Festival, assegnato dalla giuria presieduta da Young Champion. Siamo felicissimi, tra l'altro io devo ringraziare la stampa perché ha aiutato tantissimo il passaparola positivo che si è generato, che ha permesso al film di stare in sala vari mesi, tipo 2, e ancora c'è da qualche parte e adesso sta facendo anche un bellissimo percorso nelle arene. Devo tanto alle critiche e alle recensioni positive che ci hanno aiutato proprio tantissimo e poi ovviamente grazie a quelle è scattato un passaparola che poi ci ha portato fino a qua oggi. La serie viene girata in carcere. Quindi già io il carcere, grazie a Dio, non ci sono mai stato e già l'affrontare una situazione nuova in un ambiente ancora più nuovo è stato un po' difficile. Prendere coraggio in una scena veramente difficile, dovevo essere nudo in doccia, mi avevano appena picchiato, perché nella serie, devo dire, mi picchiano un bel po', sono un po' lo sfigatino del carcere. Dovevo stare nudo con davanti un bel po' di persone e avere un momento molto emotivo, molto personale, quindi grandi lacrime, grandi pianti. Devo dire che
bilanciare le due cose, quindi la nudità e l'emozione in una situazione molto tesa, non è stato facile. In una nota la Fondazione Biennale di Venezia ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Moritz De Hader, direttore della Mostra del Cinema nel biennio 2002-2003. Grazie a Lorenzo Maier, siamo proprio alla fine di questa puntata di Focus TG. Grazie per averci seguito, auguro buon pranzo a chi deve ancora pranzare e vi ricordo l'appuntamento, oltre a tutti i nostri appuntamenti del pomeriggio con Rete Veneta, con Focus alle 21:15 e gli ospiti in studio questa sera saranno per la precisione Fabio Crea, Agustin Breda, Luca Lapo, Gennaro Marotta, Vivian Moro e Alberto Ruggin. È tutto, vi ringrazio per averci seguito, grazie anche a Mattia Pizzaia in regia e è tutto, dicevo, e quindi buon pomeriggio.